È un accordo del tutto innovativo, è un accordo, il primo accordo che si firma, che riguarda tutte le sigle sindacali e il mondo dell'impresa, unite per rafforzare il nostro tessuto produttivo, riconoscere nell'impresa un valore socio-economico e nel lavoro dei lavoratori parte integrante dell'impresa. Gli industriali e i sindacati insieme. Nessuna battaglia ma un lavoro che dovrà essere di sinergia con la sottoscrizione di un patto che ha lo scopo di mettere in campo azioni comuni per consolidare e strutturare le imprese esistenti, accrescere l'occupazione e rendere attrattivo il territorio. È un messaggio chiaro, forse tardivo ma finalmente arrivato. Venezia sta per entrare nella realizzazione dell'area di crisi complessa. È un territorio che ha necessità che le parti sociali comincino a concertare e soprattutto dopo tanto tempo in cui sindacati e l'associazione datoriale non avevano un terreno comune, finalmente c'è un campo in cui possiamo lavorare. Noi ci crediamo e a questo tavolo ci attaccheremo con forza. È un cambio di passo, io devo dare atto al Presidente che ha avuto il coraggio di rompere quel silenzio enorme che c'è stato in vari anni. Nell'accordo è prevista una cabina di regia per confrontarsi mano a mano su ciò che c'è da fare. Siamo abituati a fare e quindi iniziamo da questo, proprio per vedere anche per dare coerenza agli impegni che ci siamo presi. Quando parliamo di legalità, quando parliamo di formazione professionale, quando parliamo di incrocio domanda-offerta, quando parliamo di favorire gli investimenti, sono tutte azioni che abbiamo concordato assieme per lavorare assieme finalmente, ma nello stesso tempo dobbiamo anche monitorare i risultati di queste iniziative, di questo impegno comune.